deputati. Ma perché mai un telegiornale italiano, un eurodeputato italiano, qualcuno saggio che vive della politica e nella politica non ha mai avuto il coraggio di fare un'osservazione banale, parlando di spending review? Questi vivono, vengono ad ammanire, a offrire chissà quali considerazioni e poi vanno da Strasburgo a Bruxelles e nessuno dice nulla. Anche in televisione bisognerebbe parlarne. Cosa ci servono due parlamenti, due sedi del Parlamento europeo nel momento in cui la gente sta? Io direi, propongo già, visto che le elezioni europee sono fra un anno e mezzo, il nostro slogan sarà un unico Parlamento, o li chiudiamo tutti e due, o li chiudiamo tutti e due. Questa è la spending review, questa è la responsabilità. Finché non c'è coscienza, consapevolezza, convinzione che bisogna partire da queste iniziative concrete e semplici e comunque, ripeto, dalla radiosità di un progetto alternativo. Non dobbiamo temere che diciamo, se l'Italia è fallita e l'Europa non nasce, non ci siano alternative, di rimanere a casa. Ecco un altro dei temi fondamentali in questo momento, la partecipazione. Dire alla gente: sei scorato, sei preoccupato, sei disperato, partecipa, vieni in piazza, non importa se la pensi come me, ma vieni in piazza, perché se ci troviamo insieme in piazza per protestare, troveremo poi insieme una soluzione. La mia è quella dell'indipendenza, ma rispetto anche il tuo pensiero, ma intanto vieni. L'indipendentista è uno che deve aprirsi al mondo, deve credere al mondo, deve credere al contatto con gli altri, deve coinvolgere gli altri, quindi partecipare. Io non mi stancherò mai di dire: facciamo partecipare la gente, facciamo in modo che la gente si prenda le proprie responsabilità, perché solo in tal modo possiamo offrire anche ai disperati che sono intorno a noi un'aspettativa di cambiamento. Altrimenti avremo il ritorno tra poco a quello che è stato il dramma per oltre un anno dei suicidi. E che cosa vediamo? Gli imprenditori che si suicidano, i disoccupati che si suicidano. Ma in che mondo viviamo? Fino a che punto? Usque tandem direbbe. Fino a che livello siamo in grado di sopportare, di tollerare questa forma di dissanguamento, di distruzione del nostro futuro? Guardate che io ci credo fermamente. Però ci credo con i piedi per terra, adesso anche perché è bloccato. Ma voglio dire, abbiamo argomenti da offrire alla nostra gente, dobbiamo solo portarli nelle piazze, dobbiamo andare nelle piazze. Io ho chiesto il pick-up al partito, al movimento, chiedo scusa. Prendiamoci sto pick-up, mettetemi su un pick-up, andiamo nei sabato mattina, sabato pomeriggio, domenica mattina, domenica pomeriggio, prendiamo 4 piazze, ma vedrete che la gente ci segue, devono vedere che siamo seri, che siamo convinti e preparati, che non siamo dei facinorosi, che abbiamo un progetto, che non vogliamo del male a nessuno, che non bisogna dire Roma ladrona e poi essere più ladroni degli altri, bisogna essere coerenti, bisogna essere quello che siamo. Io penso sempre, se a una certa età, al momento della nostra vita, non abbiamo colto l'essenza di essere se stessi, non possiamo che gli altri pensare che gli altri ci seguono. Io metto con i miei difetti, con i miei limiti, ma anche con la mia passione, tutto quello che ho. Fatelo anche voi, dateci l'opportunità, diamoci l'opportunità di incontrare la gente. E poi, segretario, devi trovare chi ha questi, chi sono i bessi qua, perché senza di quelli l'aperitivo è finito, il caffè. Grazie. Quello che abbiamo iniziato a fare è appunto questo tipo di iniziativa, nel senso che è possibile fare questo referendum, è inutile ripetere tutto il percorso legale, legittimo, eccetera, eccetera. Dobbiamo aspettare il 2015? No, abbiamo già dei rappresentanti del popolo veneto seduti in Regione Veneto con un rappresentante votato a stragrande maggioranza, il 65%. Facciamo questa raccolta firme perché si adoperino a fare questo referendum che è possibile fare oggi. Abbiamo raccolto 20.000 firme, le abbiamo portate a Luca Zaia, alcuni di noi sono venuti a presentarle e dopodiché abbiamo iniziato a fare pressing sui consiglieri regionali. Questo per dimostrare che questa gente qua, che è abituata ad essere dei vassalli, è abituata a prendere ordine, è abituata a ringraziare la loro posizione dovuta alle benevolenze di qualche impresario di partito, queste nostre iniziative
gli ricordano che loro sono, prima di essere degli amministratori, sono dei rappresentanti politici di noi, sono dei nostri rappresentanti politici e non c'è niente che temono di più di ricevere delle lettere, delle firme dai propri cittadini, dal proprio comune, dal proprio territorio, dal proprio distretto. Questa è la dimostrazione che i nostri sforzi, i nostri banchetti, i nostri gazebo, le migliaia, le decine di migliaia di firme raccolte in poco tempo, in poche settimane, in alcuni mesi, sono state ascoltate e prese seriamente, perché proprio prima di chiudere per le ferie, che il presidente della regione Veneta, Luca Zaia, ci scriva, professor Pizzati, in merito alla petizione, eccetera, eccetera, adesso non la leggo, alcuni di voi l'hanno già vista via email, comunque hanno preso attento esame, ci ha dato una risposta che era quello che volevamo, cioè ha preso seriamente questa iniziativa popolare e l'ha passata al presidente del consiglio regionale, cioè c'è un consiglio e c'è un presidente. Quindi l'ha passata al Presidente del Consiglio regionale, che adesso noi continueremo a fare il pressing su questo organo della Regione Veneto. Questo per dimostrare cosa? Che se non facciamo noi politica, e non è necessariamente a partecipare e aspettare un'elezione che arriva fra 3-4 anni, se non la facciamo attivamente ogni giorno, le cose non si muovono. Sono dei rappresentanti che ascoltano noi. Sono dei rappresentanti che dobbiamo spiegargli cosa fare. Quindi Indipendenza Veneta serve anche per questo, non occorre aspettare, non occorre muoversi coi piedi di piombo, possiamo arrivare al nostro obiettivo in tempi velocissimi, in tempi di un anno. Adesso è inutile stare qua a ripetere tutto il percorso anche da fare in Regione Veneto, però possiamo arrivarci adesso. Quindi i nostri sforzi, i nostri gazebi non servono solamente a mobilitare la gente in piazza, ma servono anche ad avere delle risposte concrete e alla fine ci porteranno a questo referendum prima di quello che la maggioranza di voi pensa che avverrà.